piano B è molto semplice, se il governo non vuole trattare la Regione del Veneto continuerà sul piano della battaglia legale, quindi approveremo per singole materie dei progetti di legge che poi immagino il governo impugnerà e quindi andremo in Corte Costituzionale legge per legge. Si dice piano B, si legge ultimatum perché la clessidra sta esaurendo la sabbia. Messaggio a Roma, il Veneto pronto a trattare da mesi, o si va avanti o finisce tutto in battaglia a colpi di avvocati, portando le 23 materie in regione, a iniziare da quella più discussa. La scuola. Sulla scuola perché c'è interesse su questo, perché c'è dibattito e perché vogliamo vedere le vere idee del governo sulla scuola. 2 anni dal plebiscito dei Veneti, da quella domenica piovosa che non fermò oltre 2.300.000 cittadini verso le urne e verso un sì che sembrò più un grido che un voto. 2 anni buttati via con 3 governi. Ma Zaia, attorniato dalla giunta nell'anniversario, sceglie nonostante le parole l'aplomb britannico più che l'urlo indignato. Sa che la partita è troppo delicata in questo momento, ma pur con tono civile lancia messaggi. Si va dal veto, abbiamo una bozza presentata con 68 articoli, ci diano una risposta, non una legge quadro. Sono d'accordo sul coinvolgimento del Parlamento, ma sulla base di altri principi. Nel momento in cui il Parlamento scrive la mia bozza d'intesa, vuol dire che la controparte scrive l'intesa che io potrei anche non accettare. Basta lungaggini e alibi, dice Zaia, come i LEP, i cosiddetti livelli essenziali di prestazione, che esistono dal 2001. Come dire, a Roma hanno scoperto l'acqua calda. Ho l'impressione che i LEP, che noi vogliamo applicati da subito, la verità è che se si applicheranno i LEP andremo anche a vedere i dati e i valori in quelle realtà dove invece di garantire le prestazioni si spreca o c'è la mala gestione. Ma il problema sono i livelli essenziali delle prestazioni o chi gestisce le prestazioni. 2 anni di attesa e di schiaffi presi in faccia da governi nemici e amici sono un buon motivo per scendere in strada e fare la voce grossa? No, secondo Zaia. E il motivo è duplice: etico per non uscire dalla legalità e tattico per non dare scuse a Roma. Nel momento in cui il percorso diventa non pacifico, diventa violento, il Veneto perde. Perché è come spalancare la porta al nemico. E nemmeno la piazza, pur se vista come legittimo strumento di richiesta, va a genio a Zaia. È anche per questo che non si unisce alla manifestazione di Rialto quasi contemporanea. Deve essere una manifestazione, deve essere politica, non deve esserci strumentalizzazione e non so quanto si riesca a fare una cosa del genere, visto considerato che vedo anche, e questa è la mia più grande preoccupazione, che i veneti non si spacchino poi come fronte, perché se i veneti cominciano a fare come i polli di Renzo che litigano tra di loro mentre vanno al macello, finisce che non hanno capito qual era il vero intento. Il vero intento è quello di far capire a Roma che noi siamo un monolite. È la guerra tra poveri, perché se il fronte non è unito Roma soghigna, ride. E ai pessimisti Zaia replica invece con la fiducia nel futuro, perché spiega: ogni millimetro guadagnato sarà guadagnato per tutti, non solo i veneti. Noi il percorso l'abbiamo fatto e sarà inesorabile. Potete eliminare il governo, eliminate Zaia, eliminate la nostra corrente ideologica, ma resterà l'inoculo nel popolo, l'autonomia. Allora, buonasera, ben ritrovati con 20:10, così il governatore Luca Zaia in questa giornata lunga che ha celebrato i 2 anni dal referendum sull'autonomia, seguita in diretta da Antena 3 come sapete. Questa sera c'è con noi il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, partiamo da questo, poi sono molti casi, ovviamente temi che riguardano la città di Treviso sui quali arriveremo. C'è anche la diretta sulla pagina Facebook di Antena 3 se volete fare qualche domanda al sindaco. Partiamo da questo: 2 anni di nulla, di qualcosa. No, due anni di trattative, 2 anni di trattative su un tema che lo sapevamo fin dall'inizio non sarebbe stata una partita semplice, perché di fatto noi chiediamo di andare a indebolire un po' quel motore nazionale per rafforzare il nostro, o semplicemente chiediamo che ogni regione si assuma maggiore responsabilità. Certamente la gallina dalle uova d'oro del Veneto e della Lombardia hanno finito di distribuire le proprie uova a tutto il territorio nazionale e vogliono assumersi maggiore responsabilità, quindi gestire maggiormente le risorse nel nostro territorio, come tra l'altro fanno le regioni a noi confinanti come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Quindi noi chiediamo semplicemente che ci lasciano questa opportunità di assumerci maggiori responsabilità. Credo che sia una domanda lecita, una richiesta che è stata ben documentata dal professor Bertolissi e quindi credo che non ci siano motivi per continuare a rallentare questo processo di autonomia chiesto a gran voce da oltre 2.300.000 veneti. Quindi siamo tutti ovviamente
il nostro governatore in questa partita che diventa sempre più complicata, ma che non abbiamo alcuna intenzione di mollare. Senta, allora, prima di arrivare a Treviso, no? Tante cose degli ultimi giorni, si dice che lei ha già un incarico all'interno della Lega come responsabile degli enti locali, no? Lo dicemmo qui mesi fa, che possa essere il nuovo presidente dell'ANCI del Veneto, cioè il capo dell'associazione dei comuni, dei sindaci di questa regione, dopo Maria Rosa Pavanello, insomma, che conosciamo, il nostro pubblico conosce. È un ruolo che le piacerebbe? È un ruolo, insomma, abbiamo visto, no? Si dice, e che cosa... perché dovesse essere, se le piacerebbe, con quale obiettivo, ecco, insomma, ragioniamo un po' sull'eventualità di questo orizzonte. Allora, intanto fa sempre piacere quando il proprio nome viene accostato a dei ruoli così importanti. Io ci tengo a sottolineare che finché non la candidano come governatore del PD, diciamo, per l'anno prossimo. del PD, no, così. Del PD. Questo non succederà mai. Ironizzo, dai. Sì, no, ma... però già accostare Conte PD è un brutto, ce n'è già uno, è un brutto scherzo, è un brutto scherzo che lei mi ha fatto questa sera. Però dico, vedere il proprio nome affiancato a dei ruoli così importanti come la presidenza di ANCI Veneto sicuramente fa piacere. Ci tengo però a sottolineare che attualmente il presidente è Maria Rosa Pavanello, che tra l'altro sta svolgendo al meglio il proprio ruolo, sta facendo un ottimo lavoro in rappresentanza di tutti i sindaci in modo assolutamente trasversale, portando a casa dei risultati importanti. Quello che sarà in occasione dell'assemblea di ANCI Veneto, francamente non ve lo so dire, ma credo che sia necessario un confronto anche con l'assemblea dei sindaci, e credo che ci siano in atto comunque delle trattative anche a livello nazionale per capire un po' la distribuzione nei territori in base ai numeri di sindaci, in base alla rappresentanza dei vari partiti. Quindi è un po' prematuro dire Conte presidente di ANCI Veneto. È sicuramente un ruolo prestigioso, un ruolo che responsabilizza molto il sindaco che andrà a ricoprirlo, perché di fatto andrà a rappresentare una grossa fetta di sindaci e di comuni del Veneto per battaglie comuni a tutela dei territori, a tutela dei municipi, a tutela anche dei sindaci e degli amministratori. Quindi è un ruolo sicuramente affascinante, un ruolo importante, un ruolo che richiede responsabilità. E ripeto, oggi il presidente è Maria Rosa Pavanello e lo sta svolgendo al meglio, e quindi io francamente non mi sento di dire sarò io o non sarò io, è necessario un confronto. Ma non è un ruolo antistorico, diciamo, quello... No. Sono cambiate molte cose, però allo stesso tempo, se è vero, come dice sempre il governatore Zaia, lo ha ribadito anche i nostri telegiornali oggi, cioè che l'autonomia dovesse arrivare, verrebbe declinata alle amministrazioni più locali, no? Quindi provincia ma soprattutto comuni, sarebbe un ruolo importantissimo quello di coordinamento. È un ruolo importante perché molte volte i comuni vengono maltrattati, no? E anche in questa fase qua, dove si sta preparando questa nuova finanziaria, ho visto che questo governo è pronto a mettere le mani sulle casse dei comuni, soprattutto quelli virtuosi. Quindi credo che oggi più che mai sia fondamentale far squadra, far rete tra comuni, e credo che avere un'associazione come l'ANCI, che comunque mette insieme la gran parte dei comuni del territorio italiano, sia un'opportunità per tutti. E quindi credo che ci siano ci sia tanto lavoro da fare, tante opportunità per portare a casa dei risultati che poi sono sempre a beneficio dei nostri cittadini. Sindaco, perché mette le mani nelle tasche dei comuni il governo? Cosa avete capito? Perché voglio dire, qui si continua a parlare di tagli, di sacrifici per i nostri cittadini, però io dico che il comune di Treviso, che è uno tra i comuni più virtuosi d'Italia, abbiamo una cassa molto importante, ma non possiamo spenderla perché purtroppo i nostri soldi sono fermi a garanzia o di altri comuni che sono stati sicuramente meno virtuosi di Treviso, o a garanzia di altre fonti di spesa di questo Stato che comunque continua a perdere acqua da tutte le parti. Le faccio vedere una cosa, uno dei casi di questi giorni, diciamo, che riguarda un suo assessore, quindi Silvia Ninzetto. Oggi ha replicato, ha scelto di far parte di un partito diciamo, sotto l'ombrello dei venetisti, e l'altra sera questa
riunione hanno attaccato anche il governatore Zaia, cosa che inevitabilmente mette un po' in imbarazzo la sua giunta. Adesso mi dirà quello che pensa. Sentiamo intanto l'assessore. Non mi ritengo oggi in bilico fin tanto che qualcuno mi dirà che devo scendere dalla corda, non lo so, io sto lavorando da amministratore e questo continuo a fare. In discussione l'assessore Silvia Nizzetto racconta di sentirsi dall'inizio appartenendo a un movimento Indipendenza Veneta che non è certamente quello del sindaco Mario Conte e della maggioranza dei consiglieri, ma che il suo posto in giunta sia a rischio, quello no. Non certo, dice, per il polverone sollevato per la sua presenza a un convegno indipendentista. Conte l'ha invitata a chiarirsi con se stessa, a capire se sia o meno ancora in sintonia con la coalizione. Io il mio lavoro qui dentro l'ho sempre portato avanti con la convinzione di portare avanti ovviamente delle linee che sono di tutti, perché in questo momento sono comunque amministratore e quindi questo credo di avere fatto in quest'anno e mezzo e questo credo di continuare a fare e quindi per questo mi sento francamente anche serena, sinceramente. D'altro canto, continua l'assessore, la sua storia e la sua appartenenza politica erano note fin dall'inizio. Nel frattempo incominciano a circolare nomi di possibili sostituti. Evidentemente il posto in giunta di Nizzetto fa gola a più d'uno. La famosa seggiola lì in giunta, io francamente me la sono presa con responsabilità al tempo, ma non è un problema per me, anche perché io non voglio seggiole da altre parti fuori in giro, perché il mio ripeto, è sempre stato proprio una valutazione di poter dare qualcosa al territorio e quindi rimango legata al territorio. Dopo se fa gola ad altri, altri si faranno spazio. Quindi sindaco, diciamo, lei sapeva che avesse queste simpatie? Sì, ma guardi, intanto non ho capito da che corda deve scendere, però dopo magari me lo spiegherà domani quando la vedo. Però francamente ancora non vi siete visti? Sì, ci siamo visti, ci siamo parlati e quello che voglio dire c'è stato? Sì, ma molto serenamente, tant'è che io posso parlare tranquillamente questa sera di quello che ci siamo detti. Io ho detto che l'amministrazione Conte, il sindaco Conte, l'amministrazione, la giunta e tutto il consiglio comunale si ispirano sicuramente alla Lega e al governatore Luca Zaia. Dopo, se questo movimento di indipendentisti pensa di presentarsi alle elezioni regionali attaccando e offendendo il governatore Luca Zaia, secondo me non è tanto un problema di Conte e di Zaia, ma credo che loro siano proprio fuori dal mondo, anche nei modi di confrontarsi, perché ho sentito degli interventi, tra l'altro non della Nizzetto, ci tengo a dirlo, che per lei è intervenuta parlando della storia del popolo veneto, però di discorsi che sono assolutamente fuori dal mondo. Però quello è un problema che non mi riguarda. Io ho ribadito che la mia amministrazione si ispira sicuramente alla virtuosità di Luca Zaia, al suo modo di amministrare responsabile e sicuramente alla sua vicinanza ai cittadini. Quindi io chiedo e non accetto che ci siano posizioni diverse in giunta o in consiglio comunale, che tutti si ispirino e tutti facciano riferimento alla Lega e al governatore Luca Zaia. Se qualcuno per motivi politici decide di prendere altre strade, lo può fare nella massima serenità, però deve dirlo, voglio dire, ma molto serenamente. Infine chiudo dicendo che... Ha già che... presa allora questa strada? No, infine io giudico i miei assessori in base al loro operato, però io sono stato molto chiaro fin dall'inizio, siamo sempre, compreso il sindaco, tutti sotto esame. Quindi nessuno si deve sentire col posto garantito, però tutti devono continuare a dare il massimo, devono dare risposte ai cittadini, devono rendersi disponibili, devono portare avanti idee e proposte, devono seguire il programma elettorale. Quindi... È in bilico allora, ripartiamo dall'incipit del servizio, è in bilico la signora Nizzetto? No, confermata? Secondo me può continuare a lavorare tranquilla, dopodiché se la situazione, soprattutto del suo partito, prenderà e continuerà a prendere questa piega anti-Lega, anti-Zaia, io credo che sia lei che francamente per opportunità dovrà capire da che parte stare, come tra l'altro qualche consigliere anche della maggioranza gli ha chiesto. Però voglio dire, vorrei anche togliere, non ci sono nomi in sostituzione della Nizzetto, c'è un ruolo di Fratelli d'Italia, no? Anche perché cresce, non ci sono ruoli di Fratelli d'Italia, perché tra l'altro non c'è una rappresentanza in consiglio comunale, non c'è il gruppo e quindi nessuno è venuto a chiedermi un ruolo, l'ho semplicemente letto con delle dichiarazioni tra l'altro abbastanza così simpatiche
dove mi danno del bugiardo, quindi si presentano dandomi del bugiardo e chiedendomi un posto in giunta. Credo che proprio abbiano scelto modi e tempi sbagliati, però questo è un problema del rappresentante di Fratelli d'Italia. Allora, quindi voglio dire, non ci sono totonomi, anche perché nell'eventualità si può andare avanti anche con un assessore a meno, ma non è questo il caso di Treviso. È il caso, eventualmente potrebbe non questo essere è per calmare tutte le ambizioni di eventuali proposte per andare in giunta. Quindi allora, al momento la giunta non si tocca. Allora, pubblicità ma poco, e vediamo un episodio delle ultime ore curioso. Durante la conferenza stampa, l'eruzione dei finti giornalisti, mettiamola così, che lei conosceva però bene. A tra poco. Parla. Spero che il razzismo non impedisca al sindaco Conte, al Comune di Treviso, di sottoscrivere questo protocollo, ricordando, veniamo ora dalla Procura di Treviso, che il procuratore Zampicini Massimo ha aperto un procedimento che è il 1056 del 2019, dopo che il 15 marzo abbiamo denunciato il sindaco Conte per razzismo, e è tuttora aperto per razzismo. Incursione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Rom, Sinti e Camminanti, alla conferenza stampa del Comune di presentazione del protocollo d'intesa per il rilancio di Treviso con le attività produttive del territorio. Facendosi passare per giornalisti, il presidente Marcello Zuanisi e il suo collaboratore Davis Maior hanno prima assistito in silenzio alla conferenza, poi hanno chiesto che anche i Rom possano sottoscrivere l'accordo. I Rom sono esclusi da ogni possibilità di sviluppo economico in questa regione, non solo, ma un sindaco si permette di dire che non ha i requisiti, se ne deve andare anche di questa città. Allora io con molta educazione, ma con fermezza dico no, e non puoi chiedere i soldi all'Europa e poi li fai sparire e escludi i Rom e i Sinti camminanti dell'attività commerciale. I rappresentanti delle categorie economiche se ne sono andati alla spicciolata, mentre Zuanisi ricordava al sindaco Mario Conte di essere tuttora indagato per istigazione all'odio razziale dalla Procura di Treviso. Non hanno fatto altro che peggiorare la loro posizione nei confronti degli occhi dei cittadini, delle attività produttive, perché di fatto hanno disturbato, però insomma questo è il loro modo di operare, noi li ascoltiamo, ovviamente non diamo alcuna importanza a quello che dicono, e soprattutto se hanno fatto una denuncia per razzismo ci sarà un giudice che deciderà se Conte è stato razzista nel momento in cui ha detto che chi non ha i requisiti non può stare all'interno delle case popolari. Evidentemente loro si sono sentiti chiamati in causa, non credo sia un problema mio, è sicuramente un problema loro. Beh, insomma, situazione curiosa. Diciamo... No, ma io li ringrazio per questo intervento fatto in occasione della conferenza stampa, perché mi dà l'occasione di ricordare ai cittadini come la nostra amministrazione abbia stanziato 80.000 euro, perché era la conferenza stampa che hanno interrotto, 80.000 euro per le nuove attività. Sì, rilancio Treviso, no? Le attività commerciali. Sì, loro che si sono presentati in questo modo maleducato, scortese, scorretti, eccetera, hanno interrotto una conferenza stampa che in realtà stava comunicando alla città come l'amministrazione comunale quest'anno abbia stanziato, grazie all'intervento di Camera di Commercio e di tutta la rete Urbecom, 80.000 euro per le nuove attività, più altri 150 garantiti. Loro hanno cercato ovviamente di rovinare un po' questa notizia, spostando il tema sul razzismo, sul Conte razzista, sul Conte che esclude i Rom, sul Treviso che esclude i Rom, il Veneto che esclude i Rom. In realtà con atteggiamenti come questi si autoescludono da ogni tavolo, perché credo che difficilmente i protagonisti del tavolo Urbecom, dopo aver visto questo tipo di atteggiamento, sono pronti a dialogare con queste persone, che tra l'altro continuano a sostenere che Conte è razzista, perché ho detto che chi non ha i requisiti non può avere un alloggio popolare. Quindi se i cittadini reputano che io sia razzista, me lo possono dire tranquillamente. Francamente è la prima volta che me lo sento dire e mi fa un po' sorridere, tra l'altro mi dispiace anche che facciano perdere tempo alla magistratura per queste fesserie. Non andrà veloce, sa cosa ha detto l'ex sindaco Manildo quando è venuto qui qualche tempo fa, qualche settimana fa? Che lei è schiavo del consenso immediato. Chi l'ha detto? Giovanni Manildo. No, non mi faccio il gioco. No, ma immagino, probabilmente Manildo invece è l'opposto. Era il giorno dopo Pontida, se lo ricorda. Lei dice quelle cose a Pontida, poi Manildo era qui. No, ma capisco che una persona che invece il consenso l'ha perso molto rapidamente possa vedere in me una persona
legata al consenso. In realtà io sono una persona molto legata al territorio, molto legata alle esigenze dei cittadini e una persona che sta dando anima e cuore per dare risposte ai cittadini, quindi se questo poi mi porta anche consenso sono contento, ma di sicuro non cerco il consenso facile e men che meno sono schiavo del consenso, però capisco che chi l'ha perso in modo molto rapidamente possa accusarmi di questo. Mi dispiace invece, approfitto per tutti i componenti del tavolo Urbecom, perché un'operazione di rilancio così importante nelle cifre, perché ricordo, a proposito degli schiavi del consenso, no, ricordo semplicemente abbiamo parlato, cioè, hanno avuto la loro visibilità. Sì, no, esatto, però ricordo solo, ma giusto perché i numeri poi danno ragione da una parte o dall'altra, che in 5 anni di Partito Democratico per il rilancio delle attività economiche sono stati stanziati 25.000 euro. Giunta Conte, quindi giunta Lega, primo anno 80.000 più 150 a garanzia, quindi voglio dire, il consenso ci ottiene grazie a queste iniziative. Possono essere peggiorate le condizioni, allora uno potrebbe leggerle anche in questa maniera, quindi c'è più bisogno. Difficile che una città che continua a crescere in doppia cifra e anche da un punto di vista demografico, turistico e culturale siano peggiorate le situazioni. 400... Però non vogliamo abbassare la guardia, vogliamo continuare ad investire. 400 euro per chi acquista o contratta anche semplicemente la droga? Sì, perché io credo che sia giusto punire chi vende, ma sia giusto punire anche chi la acquista. E poi, vista l'importante rete di videocamere di sorveglianza che noi andremo ad incrementare ulteriormente in continuità con quello che è stato fatto negli anni, sarà sufficiente anche visionare le telecamere per identificare coloro che stanno trattando sostanze stupefacenti. Credo che questo sia uno strumento importante. Ricordo che i 400 euro di multa, qualora dovessero esserci, sono soldi che verranno investiti nella prevenzione. L'abbiamo già scritto anche nella delibera, quindi noi l'obiettivo nostro è quello di fare meno multe possibili, perché significa che non c'è spaccio e non c'è utilizzo di sostanze stupefacenti, ma per arginare questo fenomeno sono convinto che questa sia un'azione importante, tant'è vero che abbiamo ricevuto anche il benestare del Questore, che ha manifestato soddisfazione per questo tipo di iniziative. 2 questioni velocissime: è cambiato qualcosa con il ministro Lamorgese? Ma per fortuna al momento no. La situazione non è cambiata, non è sicuramente peggiorata, stiamo però sempre attenti e vigili. Allora, ho visto, stasera mi ha spiegato l'app dei parcheggi, l'avevo vista nei servizi di TG, vabbè. Meraviglioso, questa è un'app che, devo fare i complimenti, che ha attirato l'attenzione di molte città e anche di qualche TV nazionale, perché è venuto a vedere un'azione virtuosa di un'amministrazione. Quindi invito tutti ad iscriversi gratuitamente all'app Treviso, che consente di individuare il parcheggio libero più vicino, verrete accompagnati con Google Map e tra l'altro potrete fare il pagamento dal cellulare. Mi dice la vera Smart City, a proposito degli schiavi del consenso, è anche questo. Immediato, le cose immediate. Diciamo. Natale, cosa sta preparando? Sarà un Natale meraviglioso. Sarà un Natale meraviglioso, non posso svelare le sorprese, però preparatevi. Dell'albero come l'anno scorso è stata un'accensione e l'inizio di un programma culturale straordinario. Quest'anno miglioreremo ancora, quindi vi aspettiamo a Treviso, non solo per i trevigiani ma per tutti coloro che vogliono godere delle bellezze della nostra città a pochi passi dalle colline UNESCO. Tra l'altro, allora, Sindaco, è già finito il tempo purtroppo stasera, davvero poco, però ci rivediamo, e anche perché ci sono altri progetti di cui parlare. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Mario Conte, Sindaco di Treviso, adesso edizione flash del telegiornale del Veneto e poi la prima serata con lo sport e qui Studio Stadio. Grazie.